Far ripartire il settore dell'edilizia con le case a chilometri zero. Costano 1.000 euro al metro quadrato contro i 1.500 di media. Progetto che decolla dalla provincia di Treviso e che vede coinvolte 75 imprese edilizie del territorio. Il modulo che noi abbiamo presentato di classe A, quindi con il minor impatto di costo per la gestione energetica e con il maggior impatto positivo di salubrità. Obiettivo: creare una nuova edilizia abitativa per le persone e coppie a basso reddito. Non ci sono mediazioni, quindi è una vendita diretta, praticamente non c'è gente che ci lucra su chi lavora, direi che è la casa a chilometri zero. Diversi comuni che hanno già aderito all'iniziativa, tra questi Castelfranco, Villorba, Quinto e Montebelluna. Promotore del progetto Confartigianato. È fondamentale che l'edilizia riparte. Noi vogliamo dare un contributo andando incontro anche alle esigenze di questo momento che sono di ristrettezza economica, quindi un prodotto garantito, noi ci mettiamo la faccia come organizzazione, ce la mette la categoria. 140 metri quadrati in totale per questa nuova idea di casa bio. È stata particolarmente studiata proprio per le caratteristiche di convivenza, questo invito al ritorno all'unità familiare e al piacere della vita in casa. Abbiamo già più richieste per iniziare a mettere in piedi i cantieri.